Buon pomeriggio, il saluto vi giunge in diretta dall'Alta Val Trebbia, dove ci troviamo oggi per la cerimonia di inaugurazione della 10ª Expo. Una manifestazione nata da un gruppo di volontari 10 anni fa che sta andando avanti e che è stata annoverata tra le Expo storiche dalla Regione Liguria. Tra poco avremo modo di seguire il taglio del nastro, intanto farei subito un applauso a questi ragazzi che vedete in costume, che sono i giovani che collaborano anche per la festa e che sono con questi costumi storici, poi ci faremo spiegare anche che cosa rappresentano. Alle mie spalle, come vedete, ci sono le autorità, abbiamo dovuto all'ultimo istante riallestire il set all'interno del padiglione perché è scesa una leggera pioggia, però insomma il tempo sta migliorando, quindi invitiamo tutti coloro che ci seguono anche attraverso Telepace a venire a visitare l'Expo dell'Alta Val Trebbia da oggi e sino a domenica. Tante le novità e tante le bellezze in mostra. Per introdurre subito l'argomento chiamerei qui colui che anche ha tanto desiderato la presenza di Telepace, per questo lo ringraziamo, che è il sindaco di Rovegno Giuseppe Isola. E approfitto, sindaco, visto che è con la fascia tricolore, anche per salutare tutti i suoi colleghi sindaci che sono intervenuti oggi con la fascia tricolore, il sindaco di Montebruno, Fontanigorda, Bargagli, Gorreto e Fascia, insomma una rappresentanza di questa bella vallata. Grazie intanto per l'invito, per averci ospitato qua. Grazie per essere qui con noi. Telepace è una televisione che noi in Val Trebbia la vediamo molto bene e trasmette e ci permette di conoscere tanti avvenimenti che avvengono non soltanto in Val Trebbia ma anche nel territorio del Tigullio e di Genova. Io oggi sono con una fascia su una camicetta rossa con degli stemmi ben precisi, un po' anormale perché normalmente la metto con la giacca e con la cravatta, ma questo è per dare un segno importante di ringraziamento e significativo a tutti i giovani della frazione di Loco che hanno voluto da 10 anni a questa parte questa bellissima manifestazione. E quindi sono convinto che anche la fascia del tricolore sia fiero di essere su questa maglietta. È una cosa importante e non posso nuovamente che ringraziarvi. Avete fatto un capolavoro, per me è quasi un miracolo dell'uomo che con affetto e storia e per portare avanti la storia della nostra comunità sono prodigati questo gruppo di persone in un lavoro immenso. La cosa bella è che c'è un cambio già di generazione. 10 anni fa c'erano dei giovani che oggi sono padri e i loro pargoletti già sono con la maglietta rossa e con lo stemma dell'Associazione Turistica di Loco. Possiamo fare l'applauso, anche perché, sindaco, oggi la pioggia è scesa leggera, ma ieri in quest'area è sceso un violento acquazzone. Io ieri sono venuto perché ho capito che c'era un momento particolarmente difficile e sono arrivato quando è venuto giù un fortunale che ha veramente messo a dura prova la buona volontà e l'impegno di questi ragazzi, di questi giovani e quelli non più giovani, perché comunque c'è una frazione che sta lavorando, no? E devo dire che hanno lavorato tutta la notte, hanno ricostruito tutto quello che il fortunale aveva rotto e distrutto e oggi si può aprire con veramente orgoglio per il 10° anno questa bellissima manifestazione. 10 anni fa l'amico Vigo Sandro, che era un mio assessore, mi disse ma perché non proviamo a fare qualcosa? Dico, sarebbe bello, bisogna trovare anche l'uomo che lo fa, gli uomini. Ho detto ce li abbiamo e uno è stato proprio che è quello il presidente ancora oggi, Alessio Bianchi, al quale va il mio applauso e il mio ringraziamento. Lo ascolteremo tra poco, ma ci racconti in sintesi un po' com'è questa vallata, questa zona, come vivete qui nell'Alta Val Trebbia? Allora, questa è la valle più verde del mondo. Ne andiamo fieri perché un grande scrittore che era Hemingway, venendo alla pesca delle meravigliose trote autoctone, la dichiarò proprio tale. Ne andiamo fieri perché poi è una valle incontaminata, come è incontaminato il suo fiume, come incontaminati sono i suoi boschi dove crescono dei funghi meravigliosi, piante e fiori altrettanto rari e indispensabili per dare a chi viene qua a fare turismo la gioia di vivere in un contesto assolutamente naturale e incontaminato.
Bene, allora Sindaco, si metta pure vicino ai ragazzi che sono in costume d'epoca, perché così introduciamo anche, tanto salutiamo anche tutte le autorità presenti, l'onorevole Luca Pastorino, abbiamo un rappresentante della città metropolitana Claudio Garbarino, inviterei però l'assessore regionale Stefano Mai, che è in rappresentanza anche del presidente della regione Liguria. Facciamo un applauso alla regione. Dicevamo, Assessore, questa è un'Expo che è entrata nel novero delle Expo storiche. Assolutamente, riconosciamo questo Expo tra i 5 Expo storici sui quali la Regione Liguria vuol puntare e che vuol continuare a sostenere. Scusa se mi prendo anch'io 2 secondi per ringraziare doverosamente questi volontari che si sono prodigati oltremodo, specie quest'anno, per farci gustare nuovamente questo Expo, perché quello che è successo ieri veramente era un qualcosa che, adesso parlando con loro poc'anzi, ovviamente non si aspettavano, soprattutto a ridosso della manifestazione, quindi l'avevano quasi data per persa. Grazie al lavoro notturno di questi volontari possiamo nuovamente dire apriamo questo Expo. Sì, facciamo un applauso, ma proprio forte, anche nelle retrovie. Perché chi verrà poi ad ammirare questa Expo accorgerà appunto del lavoro fatto, hanno ricostruito tutte quelle che erano tende in casette in legno e lo hanno fatto in nottata, mi dicevano che hanno lavorato sino alle 5 di questa mattina. Un lavoro strepitoso, i nostri volontari ci danno la gioia di lavorare per il territorio, di fare politica, perché comunque sappiamo bene che la politica spesso ha dei limiti, i fondi pubblici sono sempre meno e sono quelli che sono, e senza il volontariato noi non andremo da nessuna parte, quindi grazie anche loro che noi siamo stimolati costantemente a lavorare in un certo senso. Io devo dire che allora questo credo sia la terza edizione che visito e lo vedo sempre più crescere questo Expo e mi fa molto piacere. Devo dire che vengo anche volentieri perché quando respiro i prodotti locali, le tradizioni, la cultura, insomma la nostra identità, insomma mi sento a casa mia, mi sento nella mia Liguria e mi sento partecipe di un progetto che tende a salvaguardare quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura e cerca di non farci omologare in questa globalizzazione forsennata. Quindi dobbiamo sempre più radicarci intorno a quelli che sono i valori che ci hanno trasferito i nostri nonni, i nostri genitori e cercare di mantenerli saldi. Ovviamente questo è anche merito degli amministratori lungimiranti che hanno dato via a questo percorso e il fatto di avere tutti i sindaci oggi alle mie spalle, scusate le spalle, ma per esigenze di diretta dobbiamo fare così. Tutti gli amministratori che oggi sono intervenuti, questo è un ottimo segno, dal parco alla città metropolitana ai sindaci delle vallate. Questo è un segno di attaccamento, di radicamento al proprio territorio che non è uguale, quindi lo vorremmo vedere in ogni zona della nostra bella Liguria, sperando insomma che un giorno ci sia sempre più questo spirito di squadra che ancora forse in alcune vallate manca per il campanilismo, che non sempre è un qualcosa di male, ma anzi il campanilismo ci rende forti e ci rende ancora più ancorati alle nostre tradizioni. E direi che qui il campanilismo è stato superato brillantemente, ci sono i rappresentanti di tante frazioni ma anche di tutti i comuni di questa vallata. Il prodotto che le piace di più di quelli che ha degustato? Assolutamente il canestrello, sono venuto proprio per questo, per capire questo campionato mondiale, il primo campionato mondiale di canestrello e come si svilupperà. Insomma noi ovviamente abbiamo dei tesori, non solamente in questa valle, in tutta la nostra bella Liguria. Forse in alcune parti ci dimentichiamo che sono cose che insomma uniche, eccezionali, dovute anche alla grande sapienza, capacità, la maestria con cui i nostri produttori, dalle aziende agricole ma anche i nostri trasformatori come le aziende che sono qua hanno saputo portare avanti negli anni. Però abbiamo un territorio che si presta, una biodiversità straordinaria, forse unica al mondo, che ci rende anche un po' più semplice la vita, perché certi prodotti, se vivessero in contesti molto più diciamo industrializzati o comunque
in altri contesti meno verdi non sarebbero di questa eccellenza. Dobbiamo renderci conto che sono prodotti unici, straordinari, e dobbiamo farlo percepire sempre di più al consumatore che questa straordinarietà è frutto di lavoro, di sacrificio, di tradizioni, di cultura, e all'interno di ogni nostra bottiglia, di ogni nostro canestrello non c'è solamente nel contenitore non c'è solamente un prodotto agroalimentare da mangiare, che chiaramente è un piacere per il nostro palato, ma dentro c'è molto di più, la nostra storia, la nostra identità. Bene, grazie all'assessore Mai. Allora, Sindaco, abbiamo fatto un plauso al volontariato, lei è anche un rappresentante dell'istituzione, però insomma questi comuni avrebbero bisogno anche a volte un po' più di sostegno. Voi qui a Rovegno come vivete, com'è la situazione? Mi sta dando un là meraviglioso, io che mi piace suonare il piano, questo è un là che mi permette di aprire subito un concerto. Non sarà un lungo concerto, ma comunque sicuramente un momento nel quale vorrei far capire a chi c'è sopra noi che questa valle ha bisogno, come le valli dell'entroterra, di qualcosa di nuovo, di diverso. I piani di sviluppo delle aree interne hanno bisogno sicuramente di popolazione, e per tenere la popolazione sul posto bisogna cercare di agevolarla in tanti modi. Gli operatori locali che sono qui hanno bisogno di essere diciamo così, coccolati finalmente, perché pagano più, si paga carissima la spazzatura, perché si paga carissima l'acqua, perché si paga tutto di più, perché siamo lontani dal centro e abbiamo bisogno di dare a loro un servizio nuovo. Dobbiamo vederci un attimino tutti insieme per poterci ritrovare e dire: adesso vi diamo veramente la mano, che serve a voi di rimanere sul territorio, perché senza di loro il territorio non vive. Bene, grazie. Allora chiamerei qui anche il Presidente della Camera di Commercio, Paolo Odone. Intanto approfitto per salutare anche il consigliere regionale Giovanni Boitano e anche il Tenente Polati di Chiavari. Veniamo da Chiavari entrambi, perché il territorio nostro è tagliato in una maniera diversa rispetto al territorio diocesano, e Chiavari arriva anche in queste zone. Grazie. Bene, allora siamo a questa cerimonia di inaugurazione. Che importanza ha continuare a valorizzare queste valli anche attraverso queste manifestazioni? Che impegno c'è da parte della Camera di Commercio? Assolutamente un impegno forte, anche perché in un momento di globalizzazione selvaggia che stiamo vivendo bisogna difendere i territori, e non è populismo, è l'attaccamento alle tradizioni, alla fatica degli nostri antichi. Basta venire a capire in mezzo a questi boschi quanto sia stato difficile ricavare un campo per seminare il grano, per andare avanti con le castagne, e quindi c'è questo attaccamento alla tradizione che si diciamo rinforza con tutti i prodotti che stiamo vedendo, ma anche un discorso proprio di filosofia, di un attaccamento a dei valori che sono in gran parte dimenticati. Se noi pensiamo che un certo tipo di Europa ha permesso di fare il cioccolato senza il burro di cacao per far piacere a qualche grossa industria, io penso che questa sia la risposta più piacevole che abbiamo. Oggi mi sono fermato poco più distante a mangiare secondo i criteri locali, sono ancora meravigliato, quindi è una meraviglia essere qua, tanta bella gente, un grande entusiasmo. E grazie di avermi invitato. E ci deve dire anche lei però un prodotto qua dell'Alta Valtrebbia che insomma in qualche modo predilige. Canestrelli, prima cosa, baci di dama, il miele, i funghi secchi soprattutto. Quest'anno non ho avuto ancora modo di gustare quelli di castagno freschi, ma mi rifarò a settembre. Bene, grazie a Paolo Odone. Intanto potete vedere anche qualche prodotto locale proprio alle spalle delle persone appunto che stanno partecipando a questa cerimonia inaugurale. Inviterei allora qui con me Alessio Bianchi, che è il presidente dell'Expo. Facciamo un grande applauso, perché è uno di quelli che fino stamattina alle 5, forse anche oltre, è stato alle 7. È stato... Si vede dall'occhiaio, dalla faccia un po' stanca. È veramente un piacere, non vi voglio tediare con molte parole. Tutte le persone che sono qua, tanti li vedete con la felpa rossa, tutte le istituzioni che sono qua con noi, tutti gli espositori, tutti i commercianti. Io posso soltanto dire una cosa, perché ieri veramente avevamo avuto un attimo di difficoltà con acqua, fango, vento, strutture rotte.
oggi è tutto pronto per partire. Grazie, grazie, grazie. Grazie anche agli espositori che comunque sono rimasti e che in qualche modo hanno dato una mano anche loro. Allora, raccontiamola un po' questa Expo che si snoda proprio lungo il fiume Trebbia, quindi anche dal punto di vista paesaggistico un ambiente naturale molto bello. Ambiente naturale stupendo, in una location incredibile che è questo, il Bosco della Giaia, qua a Locco di Rovegno, e che normalmente ospita attività sportive. In questo momento e per questo periodo noi lo trasformiamo in un posto dove raggruppare e cercare di far conoscere il più possibile tutte le nostre attività agricole e aziende, che sono sempre al centro del nostro progetto. Se non ci fossero loro non ci sarebbe questa manifestazione. Poi noi cerchiamo col nostro lavoro, col nostro impegno di creare un qualche cosa che possa interessare. Qualcuno ha parlato prima del campionato mondiale del canestrello, che oltre che a promuovere uno dei nostri prodotti principali è anche un modo per far conoscere e per far parlare il nostro territorio. Ma non dimentichiamo che per esempio per il 10° anno abbiamo voluto portare in uno dei nostri prati più belli, qua nella zona Carchelli, una mongolfiera che per tutti e 3 giorni farà visitare e vedere il nostro bellissimo fiume, il nostro bel verde, da circa 20 metri d'altezza. Anche questa è una cosa per noi unica, tra virgolette. Qua potete vedere gli spettacoli dei falconieri, dove i falchi e le poiane possono volare e creare e muoversi nel loro habitat più naturale. E poi tantissime iniziative, congressi e incontri istituzionali, parleremo di PSR, come diceva prima il sindaco Pinuccio, parleremo dei nostri prodotti, di fungo, di canestrello, di rosa. Ci sono presentazioni di libri, di gente che racconta del nostro territorio e soprattutto del nostro prodotto e dei nostri prodotti. C'è anche tanto spazio al divertimento. Questa sera avremo i comici Soggetti Smarriti, la Zelig con Di Marco e Cicala come ospiti. Domani sera ci sarà spazio per il ballo liscio con l'Orchestra Fiorini e lo spettacolo pirotecnico, e chiuderemo alla grande col concerto dei Trilli domenica sera. Allora, noi adesso dobbiamo, prima di procedere al taglio del nastro, premiare, dare un piccolo riconoscimento a 4 aziende che hanno partecipato ad Euroflora, hanno rappresentato questa ballata ad Euroflora, la manifestazione florovivaistica che si è svolta nello scorso mese di aprile ai Parchi di Nervi, e in qualche modo hanno contribuito anche a portare quella che è la storia, la tradizione, la cultura, le attività di questo territorio anche in una vetrina così importante. Allora, i riconoscimenti vanno a Liguria Legnami, facciamo un applauso. Qui vedo che ci sono già le nuove generazioni, qua c'è un ricambio generazionale. Buongiorno. Allora, è una delle persone che è stata con noi sino alle 7 di mattina a ricostruire tutta questa manifestazione. Bene, allora grazie per il suo impegno e anche per la sua attività. Grazie anche a voi. E come si chiama questo bimbo? Gabriel. Gabriel, che porta avanti... Assolutamente sì. Bene, grazie. Poi abbiamo un altro riconoscimento che invece consegniamo a Vertical Green. Anche questa è una delle... Allora, ripetiamo l'applauso, non importa perché... Nella doppia veste. Doppia veste. Bene, allora... E allora diciamo ancora una cosa, i suoi soci ieri sera, questa mattina hanno smesso di lavorare qua, ora sono a lavorare, a creare tetti in legno e strutture in legno, quindi... Mi è toccato rimanere da solo, però va bene. A riprendere i riconoscimenti, va bene, li condividerà, allora possiamo dare la... Poi, ecco, all'aiutante giustamente, bene, grazie. E poi l'Isola dei Giardini. L'Isola dei Giardini. Tuo nome? Fabio. Ecco, Fabio, tu hai partecipato a Euroflora. A Euroflora, sì. È stata una bellissima esperienza e volevo ringraziare Alessio, Daniela del Parco e tutti quanti che hanno collaborato con noi per la realizzazione di questo progetto. Bene, grazie. Consegniamo il riconoscimento anche all'Isola dei Giardini e concludiamo con Blue Garden. Blue Garden, benvenuti, i vostri nomi? Grazie, io sono Gianluca, il mio Sono socio Marco.
Anche per voi una partecipazione importante quella di Euroflot. Molto importante, ringrazio tutti per aver partecipato e più che altro per il grande impegno che ci ha portato a vincere i premi. Grazie a tutti. Grazie, e andiamo allora con la consegna anche di questo riconoscimento. Sì, allora. Sono i premi che abbiamo vinto, se il Parco dell'Antola ci facesse il piacere di custodirle, dopo che abbiamo fatto questo viaggio insieme, di custodirle nella sede del parco, in modo da poter divulgare il lavoro. Allora ringraziamo anche Daniela Segale, che è la presidente del Parco dell'Antola e che posso testimoniarlo io di persona, perché quando sono arrivata qua questa mattina l'ho vista armata di rastrello, se non sbaglio. Sì, esatto, esattamente. Stavamo sistemando gli ultimi ritocchi della struttura del Palalupo. Allora credo che per lei ci sia anche un omaggio floreale, credo, che le fa l'organizzazione proprio per questo impegno a 360 gradi. E ora siamo prossimi al taglio del nastro. Allora direi che noi andiamo leggermente più indietro con la nostra telecamera, perché dobbiamo disporre il nastro, così abbiamo modo di chiamare. Sì, allora tra poco chiamiamo la madrina della cerimonia, ma giustamente il sindaco venga. Tanto diciamo anche che cosa farete dopo questo taglio del nastro. Dobbiamo ricordare, abbiamo ricordato i volontari, abbiamo ricordato il presidente dell'Expo, ci sono anche i volontari del soccorso. Sì, qui ci sono i nostri angeli custodi, in un momento difficile per la nostra valle, perché abbiamo un medico a disposizione per 12 ore alla settimana per 7 comuni. I volontari del soccorso, vieni Presidente per favore. Un applauso al Presidente che ci custodisce per qualsiasi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Noi abbiamo un compito abbastanza arduo da compiere, cerchiamo di farlo al nostro meglio. Abbiamo il piacere quest'anno, l'orgoglio di vedere entrare in associazione quelli che 10 anni fa erano dei bambini di 7-8 anni, quest'anno cominciano ad avvicinarsi e ci chiedono che vorrebbero provare a salire su un'ambulanza. L'ambulanza purtroppo è un mezzo che non piace a nessuno, ma quando serve deve arrivare subito, a volte prima ancora che stia male il paziente. Noi siamo sempre nelle urgenze, siamo pronti a collaborare con tutti, speriamo che le autorità ci diano una mano, perché quest'anno abbiamo azzardato l'acquisto di una ambulanza nuova del costo di 70.000 euro. Ce la stiamo pagando, se qualcuno ci aiuta è cosa buona e giusta, come dice qualcuno superiore a noi. Voglio dire, ecco, mettetevi una mano sulla coscienza, pensate che le nuove procedure e la nuova metodologia di soccorso richiede strumenti e presidi sempre più costosi e sempre più performanti, di conseguenza per noi si traducono in costi. Io comunque ringrazio in particolare questi ragazzi con le magliette rosse che mi stanno guardando e che non vedono l'ora che li citi, perché veramente quest'anno senza di loro io credo che l'Expo non si riusciva a fare, ma veramente io chiedo a tutti un enorme applauso per questi ragazzi, ma che sono un esempio di coerenza come ben poche altre volte si sono visti. Grazie a tutti ragazzi, grazie a voi. E grazie anche a lei che insomma tramanda questa forma di volontariato. Bene Sindaco, allora siamo prossimi al taglio del nastro, intanto ci dica un po' come prosegue il pomeriggio qua, pioggia permettendo, perché voi avete in mente proprio di fare. C'è un pulmino qua fuori a disposizione delle autorità presenti per farci un giretto per andare a vedere la fabbrica dell'acqua, quella che stiamo per aprire. C'è l'occasione oggi per portarci l'assessore regionale, i rappresentanti della città metropolitana, i sindaci della Val Trebbia e non, perché ho visto che è arrivato anche il sindaco di Toriglia, che in parte è anche della Val Trebbia chiaramente, proprio per vedere a che punto siamo, perché stiamo lottando veramente come dei titani per poter arrivare a un'apertura, perché la fabbrica Alta Valle dell'acqua è la Fiat come per la Fiat per Torino. Bene, e allora in attesa di questa visita chiamerei intanto Don Mario Poggi, che è il cancelliere della Curia di Piacenza. Bobbio, facciamo un applauso anche a Don Mario.
insomma questa diocesi è molto estesa, questo territorio è fatto di tante piccole realtà, però è bello anche vedere come ci sia sempre un impegno. Beh, innanzitutto io sono nato qui, quindi il mio ruolo qui è non solo quello di rappresentante della curia, del vescovo, ma di essere partecipe pienamente del territorio che porto nel cuore, del territorio prezioso, bello, di questo territorio che è stato fecondato dal sudore della nostra gente. Lei pensi che quando io sono andato a studiare al Collegio Alberoni a Piacenza, nel parco un contadino girava con i guanti, aveva questa cosa con i guanti. Ho detto mio padre dovrebbe questi guanti metterli al mattino e toglierli alla sera quando andava a dormire, no? Per dire il sacrificio grande che la gente ha fatto. E allora credo che questa sia un'occasione propizia, bella, per accendere i riflettori, ecco, sul nostro territorio, sulla vita della gente della montagna e sulle speranze, ecco, che i ragazzi, che i giovani, che i volontari, che gli operatori economici di questo territorio credo che sappiano offrire e dare. Quindi auguri per questa bellissima manifestazione che è arrivata alla sua 10ª edizione. Grazie a Don Mario Poggi, stia qua perché diamo poi una benedizione generale, ma chiamiamo la madrina della cerimonia, la regina dell'Expo, potremmo presentarla così. Marisa Bacigalupo, insomma di Expo ne abbiamo inaugurate tante. Sì, per tutta la Liguria, anche a Genova, non solo nell'entroterra. No, io sono molto commossa di questo onore che la Val Trebbia, che io amo tantissimo e con cui ho lavorato per più di 30 anni, carissimi sindaci, carissimi cittadini, le associazioni, i giovani, Alessio Bianchi, con cui siamo quasi nati insieme, è un bel modo di congedarmi dal ruolo che ho avuto fino ad oggi. Non sono defunta, quindi farò ancora un sacco di altre cose e sicuramente continuerò a rompere le scatole. Bene, non so, questa è una minaccia, la raccolga chi di dovere, però insomma al di là delle battute è sempre bello anche vedere che ci siano persone che si impegnano per valorizzare un territorio, indipendentemente dalla vallata, dalla Val Fontana Buona, Alta Val Trebbia. La Val Trebbia è sempre stata nel mio cuore dai tempi della provincia, quelli anche successivi, 3 tornate di GAL, quindi insomma direi che ci siamo conosciuti bene, abbiamo lavorato per quello che abbiamo potuto, ecco, chiaramente, nessuno ha la bacchetta magica ma la buona volontà. Sono veramente commossa e ringrazio tutti di questo grande onore che mi hanno voluto concedere. E c'è un omaggio floreale anche per Marisa Bacigalupo, intanto ci avviamo anche alla conclusione della nostra diretta. Prima del taglio del nastro, allora chiamerei ancora il sindaco per concludere insieme a me, poi taglieremo il nastro e idealmente inizieremo la visita a questa Expo con la benedizione di Don Mario, ma diciamo così, aspettate che in tanti vengano a visitare questa Expo, ci sono 3 giornate, ma a prescindere dall'Expo che vengano a visitare questa valle che è davvero molto bella. Io sono sicuro che voi oggi ci avete dato una mano, ma anche nei giorni scorsi, facendo sulla vostra emittente una grande pubblicità a questa grande manifestazione, a questa loro manifestazione, perché è proprio la loro, di queste persone che ci hanno lavorato tanto. Sì, ci aspettiamo veramente tante persone, anche perché ci sono veramente tante, ne hanno già detto prima di me, tante cose belle e interessanti da vedere. Noi vi aspettiamo veramente col cuore aperto, del cuore aperto dei montanari che comunque amano le persone che vengono a trovarci col cuore aperto anche loro. Bene, grazie ai ragazzi che comunque hanno sudato le cosiddette 7 camicie perché sono in abito medievale e il clima qua dentro è abbastanza caldo, però grazie anche per aver portato una rappresentatività della vostra storia. E allora invitiamo Don Mario. Le forbici arrivano. Prima del taglio. Un attimo di silenzio cortesemente che riceviamo la benedizione.
Il Signore ha posto nel creato, nell'universo, nella bellezza dell'universo, il segno del suo amore, il segno della sua onnipotenza. È la bellezza che ci parla nel paesaggio, nei fiori, nel cielo, nell'acqua. E allora al centro ha posto l'uomo perché dell'universo fosse colui che diventa collaboratore a questo progetto d'amore, di giustizia e di pace. E allora Dio, che è l'origine, la fonte di ogni benedizione, fonda il dono della sua grazia su ciascuno di noi, sull'operato di tante persone, benedica i loro sogni, i loro sforzi, il loro impegno per un mondo nuovo, per un mondo migliore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, e adesso andiamo col taglio del nastro. Buona Expo, buona 10ª edizione di Expo Alta Val Trebbia. Nel bosco di Gioia, in località Loco, a Rovegno, per 3 giorni sino a domenica saranno aperti questi stand con tante iniziative, tante manifestazioni. Venite a visitarla. Grazie ancora al Sindaco e salutiamo tutti i telespettatori, anche quelli che l'hanno seguita da casa, perché Telepace è vista anche in queste zone. Certo, soprattutto in queste zone è vista con piacere, ma noi siamo convinti che vedendola anche nel Tiguglio, vedendola a Genova e vedendola anche nell'entroterra più all'interno di Genova, dia un'immagine particolarmente importante, significativa e di interesse a visitarla. Bene. Grazie ai telespettatori, grazie a Cristian Mogna e Giancarlo Aurora dietro la telecamera, e restituiamo la linea agli studi centrali.